fingete riluttanza, non ricevete subito, fatevi pregare e quando li riceverete fatevi trovare in compagnia di un confessore e con in mano un libro di preghiere, in modo che io possa fare sulla circostanza le mie pie considerazioni. Se non rispondessi potreste pensare che fosse l'ambizione a legare la mia lingua. Se vi rimproverassi per questa richiesta che mi fate, che viene sicuramente dall'amore, dall'affetto che mi portate, finirei per rendere ad un amico un male per bene, perciò, visto che mi trovo costretto a rispondere, vi darò una risposta chiara e definitiva. Il vostro affetto merita tutta la mia riconoscenza, ma la mia pochezza di spirito mi induce a rifiutare questa vostra offerta. No, lasciatemi parlare. Se anche ogni altro ostacolo fosse rimosso sulla via che conduce al trono, è tale la mia pochezza di spirito e tanti miei difetti così grandi che preferirei fuggire la grandezza piuttosto che nascondermi in essa. Dovrei forse avere paura di me stesso? No. Per tutto il bene che ho fatto a me stesso. No. Io odio. Per tutto il male che ho fatto. Shh, non parlare male di te stesso! No, non ti adulare. La mia coscienza ha 1000 lingue e ogni lingua mi racconta una storia che mi condanna. Spergiuro, assassino, colpevole, 1000 volte colpevole, nessuno al mondo che mi ama, pietà per me stesso. Maestra? Direi... No. Ho fatto un sogno terribile.